E dal comune di Agrigento l'aria è molto tesa, i conti in rosso a fronte di indennità di carica percepite al massimo previsto dalla legge infuocano gli animi. Il consigliere comunale Gerlando Gibilaro invita sindaco e giunta a passarsi la mano sulla coscienza e a non sponsorizzare il protagonismo civico degli altri, ma essere protagonisti anche loro con i propri soldi e non solamente di una campagna elettorale anticipata. Vediamo. Il problema vero è, a mio avviso, che nell'era del massimo delle indennità gli interventi di protagonismo civico sono diventati l'unica soluzione ai problemi della città. Questa è la cosa grave, tutto ciò denota una mancanza e una mancata programmazione politica a breve, medio e lungo termine da parte dell'amministrazione comunale. Il punto è un altro, ben vengano questi interventi di protagonismo civico da parte delle persone, da chiunque soggetto. Il problema è capire, dato che è stato costituito un ufficio protagonismo civico, i procedimenti amministrativi autorizzatori, tant'è che io ho richiesto, alla luce della completa intelligenza, tutti i provvedimenti che l'amministrazione ha emesso nell'autorizzare questo protagonismo civico, perché se un soggetto interviene senza alcuna richiesta e altri soggetti hanno bisogno di richieste, pareri e quant'altro, allora a mio avviso mi pare sia violato l'articolo 97 della Costituzione, il principio di parità di trattamento della pubblica amministrazione nei confronti degli amministrati. Gibilaro, lei si è anche candidato a futuro sindaco, almeno così ho sentito dire, l'ha detto. Cosa c'è di vero? Che anche questa posizione dell'onorevole Di Mauro, che sta cercando insieme ad altri movimenti agrigentini di trovare un candidato denominato l'antifiretto? Ma guardi, il problema non è Firetto. Sarà, se si candiderà con le sue liste, sicuramente avrà il coraggio di sottoporsi al giudizio degli elettori. Io non ho detto che mi candido a sindaco, il problema è diverso. Il problema è che se da qua a un anno non nasce un quadro politico di soggetti che hanno la stessa sensibilità che posso avere io, che ormai la gente è delusa, la città è completamente abbandonata, è stato creato un solco tra l'amministrazione comunale, i cittadini, la periferia, la città, gli anziani, i giovani e quant'altro, allora io sono pure disposto, se non c'è un'alternativa seria, corretta, vera e concreta per la città, a correre da solo con una lista senza l'appoggio di nessun deputato, anche perché io li ho avuti sempre tutti contro nella mia carriera politica, quindi diciamo questa cosa non mi spaventa. Oggi che cosa c'è? Oggi addirittura gli assessori sono completamente inesistenti. Firetto potrà essere anche bravo, è stato bravo, questo sarà la storia a certificarlo. Ma ad Agrigento sicuramente le aspettative sono state tutte disattese. Lei si figuri che quando il sindaco si è candidato ha presentato un progetto di riqualificazione per San Leone al Cineastor. Bene, oggi gli interventi che si fanno sono interventi di protagonismo civico e oggi, mentre stiamo parlando, questa strada, il lungomare Falcone Borsellino, è vietato ai ciclomotori, cioè stiamo parlando del nulla. Agrigento ha bisogno, a mio avviso, di gente che si siede di comune accordo, redige un programma politico elettorale a breve, medio e lungo termine per traghettare questa città nel futuro, ma non con eventi faraonici, quantomeno le cose più semplici, anche perché non ci dimentichiamo che sia io, lei e chi ci sta sentendo, paghiamo i tributi locali ai massimi livelli previsti dalla legge senza avere i servizi adeguati agli standard, e allora c'è qualcosa che non va.